Diritto soprattutto a continuare un'esperienza di benessere, perché quando si è, studenti a scuola e si arriva in quinta superiore, la paura del cosa farò dopo c'è per i ragazzi, c'è per le famiglie. L'Accademia delle Libere Abilità inaugura un nuovo modello che va proprio a dare continuità a quella fase di benessere e di crescita interiore e sociale di cui tutti abbiamo bisogno e soprattutto le persone che hanno dei bisogni speciali. L'Università di Udine insieme alla Fondazione Radio Magica ETS e alla Regione Friuli Venezia Giulia ha inaugurato con una conferenza stampa l'Accademia delle Libere Abilità, un nuovo progetto di inclusione sociale attraverso la cultura dedicato ai giovani dopo le scuole superiori con un post diploma dedicato ai giovani con disabilità cognitive. Soddisfatto l'assessore regionale competente Riccardo Riccardi. È una risposta puntuale, però è una risposta di una strategia complessiva, cioè l'integrazione sociosanitaria oggi è un bisogno evidente. Noi continuiamo a difendere modelli che non hanno a che fare con il reale bisogno delle persone e immaginiamo che resistere a modelli di organizzazione come quelli siano una risposta che ovviamente fa presa perché si semplifica. La disabilità è una cronicità che noi ci portiamo dietro tutta la vita, quindi sicuramente ha bisogno di una risposta sanitaria, ma è una parte di un percorso della vita delle persone. Qui dividiamo la società tra coloro che immaginano un modello dove la gente vive o dove la gente sopravvive. Noi siamo perché la gente viva. O noi riusciamo a mettere insieme tutta questa alleanza o altrimenti il sistema in questo momento critico farà fatica. Io lo guardo con speranza e fiducia che alla fine si arrivi a comprendere quanto questa alleanza che non escluda nessuno riesca a essere composta.